Buonasera, nuova edizione del nostro TG, iniziamo dai titoli. Arriverà sul tavolo del ministro Di Maio la problematica delle royalties che da anni aspettano i pescatori del Crotonese. La Camera di Commercio realizza un dossier. La Cassazione annulla senza rinvio il divieto di dimora nei confronti dell'ex deputato Pino Galati coinvolto nell'inchiesta Quinta Bolgia. Per i giudici della Suprema Corte accuse infondate e intercettazioni inutilizzabili. Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Mario Oliverio ed insieme a lui Abramo e Bruno Bossio nell'ambito dell'inchiesta Lande Desolate. Si deciderà il 17 ottobre. Una delegazione di amministratori comunali di San Giovanni in Fiore ha protestato stamattina nella sede dell'ASP di Cosenza. Dopo 2 mesi riaprirà il CUP nell'ospedale della città silana. Si chiama Operazione Nikite e ha portato all'arresto di 6 persone, tra questi un intero nucleo familiare. L'accusa è di spaccio, a capo dell'organizzazione una donna. Sono stati arrestati stamattina dalla squadra mobile di Vibo gli autori di una rapina ai danni di un commerciante avvenuta nell'agosto dello scorso anno. La Guardia di Finanza ha eseguito 11 arresti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Palmi. L'accusa per gli arrestati è truffa aggravata ai danni dell'INPS. Firmato un protocollo d'intesa tra le città di Cosenza e di Salonicco finalizzato alla realizzazione di progetti comuni. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, in apertura di questa edizione del nostro giornale, le difficoltà della marineria crotonese che da anni aspetta l'erogazione delle royalties, pescatori davvero in grande difficoltà. Adesso la vicenda arriverà sul tavolo del ministro Di Maio. La Camera di Commercio ha realizzato un dossier. Da anni i pescatori del Crotonese aspettano le royalties, una sorta di risarcimento per la riduzione dell'area di pesca dovuta alla presenza in mare delle piattaformeni. Adesso la problematica arriverà sul tavolo del ministro Di Maio. Ad annunciarlo il presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, che il 15 luglio prossimo consegnerà al ministro un dossier realizzato dall'ente camerale che racchiude tutte le vertenze aperte sul territorio. Sulla questione delle royalties si era già espresso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Abbiamo interessato anche la Commissione Europea tramite la Carmen Vella e tutti hanno stabilito che questi non sono aiuti di Stato. In primo la Commissione Europea ha detto che compete alle autorità locali erogare queste royalty, questo sostegno al territorio. Il Ministero ha ribadito in modo proprio netto che non si possono equivocare con aiuti di Stato, che non sono aiuti economici gratuiti, e ontologicamente la parola risarcimento, che è stata utilizzata dal 1999 con l'accordo programma quadro del 4 ottobre presso il Consiglio dei Ministri, ha parlato di sostegno al reddito dei pescatori. Ma ad oggi nulla è cambiato, ancora nessun sostegno per i pescatori, un comparto ormai in ginocchio. Stiamo parlando di circa 100 imbarcazioni, grosso modo. Ogni imbarcazione porta a bordo almeno 2 o 3 persone, quindi stiamo parlando di un volume e di un organico notevole per la città di Crotone. Quello che chiediamo è che si ritorni al tavolo tecnico per poter rivedere le condizioni che hanno portato ad un accordo di febbraio 2017 totalmente a ribasso per il territorio di Crotone. La Cassazione annulla senza rinvio il divieto di dimora nei confronti dell'ex deputato Pino Galati coinvolto nell'inchiesta Quinta Bolgia. Per i giudici della Suprema Corte accuse infondate e intercettazioni inutilizzabili. L'ex parlamentare Pino Galati, indagato nell'ambito dell'inchiesta Quinta Bolgia condotta dalla DDA di Catanzaro, può tornare in Calabria. La Cassazione infatti ha annullato senza rinvio il divieto di dimora, accogliendo il ricorso presentato dai legali dell'ex deputato contro l'ordinanza del riesame che a fine novembre scorso aveva sostituito gli arresti domiciliari disposti a carico di Galati dal GIP di Catanzaro con la misura del divieto di dimora. Per gli inquirenti, lo ricordiamo, l'ex parlamentare avrebbe agevolato le cosche dell''ndrangheta di Lamezia Terme
nell'assegnazione di gare, appalti o posti di lavoro, soprattutto nel settore sanitario, in cambio di voti. Galati è accusato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, aggravato dalle modalità mafiose. Secondo le accuse, il politico avrebbe cercato, su richiesta dell'ex consigliere comunale di Lamezia Luigi Muraca, di favorire l'imprenditore delle pompe funebri Putrino in una gara per il servizio delle ambulanze. La Cassazione però ha giudicato le intercettazioni delle conversazioni di Galati inutilizzabili perché lo stesso all'epoca dei fatti era parlamentare, quindi serviva l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Nella sentenza della Suprema Corte si legge inoltre che la contestazione è del tutto evanescente, osservando che il pubblico ministero e il GIP hanno offerto ciascuno una diversa ricostruzione della condotta significativa e della relativa qualificazione giuridica e il Tribunale, rilevandone la evidente insostenibilità, ne ha offerto un'ulteriore. In particolare, aggiunge la Cassazione, non vi è stata alcuna indicazione di una condotta caratterizzata da materialità per realizzare il tentativo del reato della turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Per i giudici della Cassazione c'è una totale esclusione dunque della gravità indiziaria per fatti penalmente rilevanti che comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. È stato invece chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della regione Mario Oliverio, insieme a lui anche Abramo e Bruno Bossio. Nell'ambito dell'inchiesta Lande Desolate si deciderà il 17 ottobre. Il presidente della regione Mario Oliverio rischia il processo. La procura della Repubblica di Catanzaro ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per il governatore accusato di abuso d'ufficio e corruzione nell'ambito dell'inchiesta Lande Desolate che nel dicembre del 2018 portò all'emissione a carico di Oliverio di un provvedimento di obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore dove risiede, poi revocato dalla Corte di Cassazione. Il rinvio a giudizio è stato chiesto anche per l'ex vicepresidente della Regione Calabria Nicola Adamo e per la moglie di quest'ultimo, la deputata del Partito Democratico Enza Bruno Bossio, accusati di corruzione. Dalle indagini di Lande Desolate sono emersi presunti illeciti, in particolare nella gestione da parte della Regione Calabria degli appalti riguardanti l'aviosuperficie di Scalea, l'Ovovia di Lorica e il rifacimento di Piazza Bilotti, l'unica delle 3 opere pubbliche che è stata portata a termine. Tra gli indagati anche l'imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri, che secondo l'accusa avrebbe beneficiato di trattamenti di favore da parte della Regione Calabria in relazione alla realizzazione delle 3 opere pubbliche oggetto dell'inchiesta, ottenendo stati d'avanzamento e i relativi finanziamenti cui, sempre secondo le indagini, non avrebbe avuto diritto. Udienza preliminare fissata per il 17 ottobre. Una delegazione di amministratori comunali di San Giovanni in Fiore ha protestato stamattina nella sede dell'ASP di Cosenza. Adesso, dopo 2 mesi, riaprirà il CUP nell'ospedale della città silana. È durata oltre 2 ore la riunione presso l'azienda sanitaria di Cosenza, dove questa mattina si sono autoconvocati il sindaco di San Giovanni in Fiore, la giunta municipale e i consiglieri comunali, oltre ad una delegazione del comune di Agri, per avere risposte concrete e immediate rispetto alle tante problematiche sanitarie che affliggono le 2 aree. Abbiamo un primo risultato, che fra 7 giorni riaprirà il CUP presso l'ospedale civile di San Giovanni in Fiore, che era stato chiuso da un paio di mesi, e quindi viene ridato un servizio soprattutto agli anziani della nostra città. Ancora stiamo ragionando con il management dell'ASP sulle altre problematiche, la mancanza di medici, di infermieri. Stiamo cercando di avere delle risposte per garantire ai sangiovannesi i livelli essenziali di assistenza, altrimenti saremo sul piede di guerra. Uno spiraglio che apre nuove speranze per chi opera in questi territori per molto tempo dimenticati. Noi dobbiamo garantire un'assistenza importante con l'ospedale e soprattutto con la medicina del territorio, perché in questi ultimi mesi stanno andando via tanti specialisti e non vengono rimpiazzati. Noi abbiamo l'esigenza che tutto ciò non avvenga e che una comunità che vive a oltre 1000 metri di altitudine sia, come dire, tutelata. Il prossimo passo sarà discuterne con il commissario Cotone.
Cotticelli. Intanto stiamo chiedendo le cose che deve fare l'azienda, poi naturalmente sposteremo il tavolo a livello regionale, il commissario Cotticelli, al quale abbiamo inviato 2 lettere e non abbiamo avuto risposte, deve prendere in mano la situazione e garantire, come dice il Ministro, che la sanità cambi pagina. Noi ancora non ce ne siamo accorti, lo aspettiamo e giudicheremo dai fatti. Sulla sanità non facciamo sconti a nessuno. Io voglio ricordare che noi ci siamo autoconvocati nella giunta regionale anche contro il nostro Presidente, quindi su queste cose la barra è dritta. Le altre richieste che avanzate? Le altre richieste sono quelle per esempio di riaprire la lungodegenza, perché da anni sono stati acquistati gli arredi ed è tutto fermo, mancano i medici, mancano gli OSS, mancano gli infermieri, quindi è importante che questa struttura venga riaperta, che vengano garantite la cardiologia e l'ambulatorio di oncologia, perché a San Giovanni si pratica la chemioterapia, ci sono tanti pazienti che non fanno più i viaggi della speranza. È stata una conquista e noi vogliamo che questa conquista non venga depauperata. Si chiama Operazione Nikita e ha portato all'arresto di 6 persone, tra queste un intero nucleo familiare. L'accusa è di spaccio a capo dell'organizzazione, una donna. Non è ancora giorno quando le gazzelle dei carabinieri a Benestare nel Reggino arrestano 6 persone, 4 sono componenti di una stessa famiglia. A capo del sodalizio della presunta organizzazione ci sarebbe una donna, una madre che è finita nelle maglie della giustizia. Teresa Piazzata, vedova di 56 anni, dirigeva e organizzava le attività di spaccio dei figli. Giuseppe Musolino, 33 anni, Rosario Musolino, 30 e Antonio Musolino, 25. Era lei, secondo gli investigatori, a controllare la rete di vendita delle sostanze stupefacenti sia ai consumatori finali, che a volte usufruivano di un vero e proprio servizio a domicilio, che nella fornitura ad altri spacciatori, tra cui Giovanni Argirò, 40 anni, e Mario Bottari, 47 anni, finiti in manette questa mattina nell'ambito dell'operazione Nikita. Le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria, dalle verifiche dei militari che si sono avvalsi dei cani antidroga, è emerso in particolare che in un vallone ubicato in un'area demaniale vicina all'abitazione della donna, i componenti del nucleo familiare detenessero consistenti quantitativi di droga nascosti nella folta vegetazione o in edifici ancora da completare. In una circostanza i fratelli Musolino e la loro madre si sarebbero resi protagonisti anche di un episodio di violenza nei confronti di Giovanni Argirò, anche lui indagato, aggredito a calci e pugni dall'intero nucleo familiare perché ritenuto responsabile di un furto, una piccola partita di droga. I 6 arrestati sono accusati di associazione finalizzata all'acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E sono stati arrestati questa mattina dalla squadra mobile di Vibo gli autori di una rapina ai danni di un commerciante avvenuta nell'agosto dello scorso anno. Ci è voluto quasi un anno, sebbene le indagini sin da subito si fossero indirizzate verso la soluzione. Adesso 3 ordinanze di misura cautelare sono state eseguite dagli agenti della squadra mobile di Vibo Valencia nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di una rapina a mano armata compiuta lo scorso anno a Vibo Marina. I fatti risalgono al 29 luglio, quando la titolare di un supermercato a Zambrone viene colpita alla nuca, strattonata e percossa da un uomo che, dopo averla appostata sotto casa a Vibo Marina, le porta via la borsa con le 6.500 euro, diversi assegni e un telefonino. Gli uomini della questura di Vibo Valencia avviano le indagini che portano oggi in manette Rosario Pardea, 47 anni, esecutore materiale della rapina, Michelino Scordamaglia, 44 anni, l'uomo alla guida dell'auto che faceva da palo, mentre il basista Giacomo Pietro Colace, 52 anni e domiciliato a Portosalvo, viene posto ai domiciliari. Un'operazione che evidenzia alcuni particolari che riguardano poi questo territorio. Innanzitutto la violenza nei riguardi di una donna giovane proprietaria di un supermercato. Sì, è proprio questo che ha fatto indirizzare anche le attività di indagine sin dal primo momento, anche le stesse modalità con cui la rapina è stata compiuta, tra l'altro approfittando non soltanto del fatto che fosse una donna, ma proprio in un momento di sua poca attenzione, cioè quando, rientrando a casa con l'incasso della giornata, era china nella propria autovettura, intenta a prendere la borsa e i propri effetti personali. Colpita proditoriamente
ferente alla nuca più volte, poi strattonata violentemente e addirittura in ultimo con un pugno in pieno volto per evitare evidentemente che la vittima potesse guardare in volto il suo aggressore. Figura gravemente negativa quella del bassista. Quello che emerge dal complesso delle attività investigative, delle articolate attività investigative, è proprio questo. Il papà di una delle dipendenti che estranea assolutamente alla commissione della rapina, ma che grazie al fatto che la andava a prendere, ad accompagnare sul posto di lavoro, aveva avuto modo di verificare, di studiare, tra virgolette, le abitudini, gli orari attraverso i quali la proprietaria del supermercato si muoveva, quindi abitudini che hanno poi portato il soggetto di dare poi la base, quindi il via per gli autori materiali della rapina. Controlli rafforzati a Civita per impedire l'accesso alle gole del torrente Raganello, teatro il 20 agosto del 2018 della tragedia che a causa di un'onda di piena, ricorderete, costò la vita a 10 persone, 9 escursionisti e una guida. A disporlo è stata un'ordinanza del sindaco di Civita Alessandro Tocci, emanata in corrispondenza del periodo appunto luglio e agosto di massima affluenza turistica nel borgo. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. 11 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza all'operazione Ghimbu coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi. Tutte le persone coinvolte nell'operazione sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, reato commesso ai danni dell'INPS per un ammontare di 750.000 euro. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, la truffa sarebbe stata messa in atto attraverso inesistenti associazioni sindacali. Accendono delle lanterne per illuminare il sentiero attraversato da una processione, ma si sviluppa un incendio. È successo ad Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 51 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri forestali con l'accusa di incendio boschivo colposo. 2 persone sono state arrestate dalla polizia a Catanzaro con l'accusa di furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I 2 sono stati sorpresi mentre, approfittando dell'assenza dei proprietari, si erano introdotti in un appartamento attraverso un balcone, rubati monili d'oro per un valore di 2.000 euro e un organetto del valore di 700 euro. Tornava a casa spesso ubriaco, botte a moglie e figli, alcuni dei quali minorenni. La polizia di Cosenza ha eseguito una misura di allontanamento da casa per un 36enne, stesso provvedimento nei confronti di un 52enne violento con la sorella. Firmato un protocollo di intesa tra le città di Cosenza e di Salonicco finalizzato alla realizzazione di progetti comuni. Vediamo. Nello scorso mese di aprile in Grecia è stato siglato un patto di amicizia tra Cosenza e Salonicco. A distanza di qualche mese, nel chiostro di San Domenico, con una significativa cerimonia è stato ratificato quel patto di amicizia finalizzato a stringere proficue relazioni internazionali e a realizzare progetti comuni. Un momento importante sancito in questi giorni grazie alla visita della delegazione che ha avuto modo di vedere non solo le bellezze che racconta Cosenza, una bellezza che è arte, storia, cultura, enogastronomia, ma soprattutto attraverso l'incontro con gli operatori turistici, culturali e commerciali del territorio abbiamo instaurato un fitto rapporto che porterà, spero a breve, uno sviluppo turistico delle 2 città. La delegazione greca è rimasta favorevolmente impressionata dalla bellezza di Cosenza e stupita di fronte alle numerose tracce magnogreche presenti in città. La ratifica del patto di amicizia è stata preceduta da una cordiale e proficua visita al sindaco Chiuto. Ναι, είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου μας είπε ότι είναι ειδικός στην αστική ανάπτυξη. Da quando ho saputo che è un esperto di città, la mia prima idea è stata quella di invitarlo proprio anche a questo scopo, perché anche noi come comunità di Salonicco stiamo cercando di portare avanti alcuni progetti di sviluppo urbano della città e quindi anche un punto di vista, diciamo, di un'altra città che sta investendo in piani urbanistici, in viali pedonali, in parchi, eccetera, a noi interessa molto.
Intanto, come primo atto concreto di collaborazione, 20 giovani artisti contemporanei di Salonicco saranno i graditi ospiti di una delle prossime residenze artistiche dei Box Art. A Catanzaro adesso, dove ha riaperto i battenti lo storico palazzo INPS di via Crispi. Vediamo. Da oggi lo storico palazzo INPS di via Crispi a Catanzaro ha riaperto i battenti. Ci sono voluti 3 anni e 1.600.000 euro per ristrutturarlo. Da lunedì finalmente riapre il front office presso questa sede e cercheremo di incentivare in ogni modo l'accesso solo su appuntamento tramite app, in maniera che i nostri utenti non abbiano perdita di tempo e inutili code. L'inaugurazione coincide con l'immissione in ruolo di 12 nuove unità, nuova energia, nuova linfa vitale, che ci consentirà di riorganizzare il lavoro nel migliore dei modi, sempre con l'obiettivo di rendere un servizio pubblico sempre più efficace. A tagliare il nastro il direttore generale dell'Istituto Previdenziale, Gabriella Di Michele. Siamo contenti perché abbiamo dato futuro all'Istituto con l'immissione di 3.500 nuovi ragazzi, di cui 58 qui in Calabria, ed è un segnale fortissimo. L'INPS vive ancora. Anche se non dobbiamo dimenticare che anche allo stremo delle forze, cioè penso il limite minimo raggiunto di risorse umane, siamo riusciti a fare 2 capolavori, 2 miracoli direi, reddito di cittadinanza, quota 100 e altre operazioni connesse alle pensioni di notevole impatto organizzativo e sulle risorse umane. A fare gli onori di casa il direttore regionale Diego De Felice, che ha illustrato alcuni dei risultati raggiunti dall'Istituto di Previdenza. È stata la prima regione a centralizzare in INPS l'invalidità civile completamente in tutte le sedi, e abbiamo come risultato circa 100.000 domande abbiamo trattato, quindi 100.000 visite, e noi siamo riusciti a farlo presso le nostre strutture con i nostri medici sia interni che convenzionati. Abbiamo ridotto i tempi di attesa da 180 di media a 53 di media nel 2018, con arrivando a Catanzaro a 43 di media, quindi la sede tra le migliori, più virtuose della Calabria. In più noi a Catanzaro diamo il provvedimento subito dopo la visita medica, e questo è stato veramente un'eccellenza, e devo dire non c'è stato mai nessun problema, nessuna contestazione, perché io credo che i cittadini calabresi, che hanno molto apprezzato questi tempi rapidi, e anche gli intermediari tipo i patronati o le associazioni, una gestione corretta ha anche delle ricadute positive nel rapporto con l'utenza, e quindi questo ci fa molto piacere. A Villa Rendano a Cosenza è stato presentato il libro scritto dal giornalista Arcangelo Badolati e dall'attore Peppino Mazzotta. A Cosenza, a Villa Rendano, prosegue con successo la rassegna Sere d'estate, tra esperienze enogastronomiche, spettacoli teatrali e presentazioni di libri. Il primo appuntamento del mese di luglio è stato con la presentazione di Muori cornuto, un volume edito da Pellegrini e scritto a 4 mani da Arcangelo Badolati e Peppino Mazzotta. Il libro racconta, in forma letteraria e teatrale, la storia di Giuseppe Zangara, nato nel 1900 in un piccolo paesino della provincia di Reggio Calabria, e costretto fin da bambino a lavorare nei campi. Come milioni di altri calabresi di quell'epoca, decide di emigrare, ma porta con sé uno scomodo bagaglio di rabbia, frustrazioni e delusioni, alimentate anche dalle difficoltà che incontra in America. Decide allora di fare un gesto eclatante: uccidere il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt. Sbaglia sparando perché una donna lo sposta mentre preme il grilletto e ferisce, e quindi poi uccide il sindaco di Chicago, Anton Cermak. Ma se avesse centrato il suo obiettivo, probabilmente la storia del mondo sarebbe cambiata, perché Roosevelt è l'uomo che tiene l'America dopo la grande crisi del 29, è l'uomo che gestisce gli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, è l'uomo che disegna la nuova geografia del mondo dopo la conferenza di Alta. Il libro, il cui testo è anche una pièce teatrale, al suo interno contiene un codice che consente l'accesso ad alcune immagini. Nel libro c'è un codice che, se viene filmato dal telefonino, rimanda a una serie di contenuti audiovisivi e anche a pochi secondi di 2 filmati del periodo in cui si può vedere proprio Giuseppe Zangara che pronuncia pochissime parole dopo l'arresto, che sono molto preziose, insomma. Musica classica invece nel centro storico di Castro Libero. Non ti scordare di me.
La rassegna concertistica I luoghi, la storia, la musica, organizzata per il 2019 dall'Associazione Culturale Polimnia con la direzione artistica di Luigia Pastore, ha programmato l'8º appuntamento nel centro storico di Castrolibero. L'evento, inserito nel cartellone della Proloco Castelfranco, Borgo degli Antichi Sapori, si è svolto nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria della Stella. Il concerto è stato dedicato a brani di opera, operetta, romanze e melodie della canzone classica napoletana, spaziando anche in arie tratte da Traviata, Bohème, Vedova Allegra. L'esecuzione dei brani è stata affidata al soprano Silvia Valente, al tenore Stefano Tanzillo e alla pianista Andrea Bauleo. La serata è stata presentata dalla giornalista Rosa Cardillo. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.com. L'anticiclone alimentato da aria calda di origine africana sta subendo l'insidia di una goccia di aria fredda attualmente presente al confine tra la Spagna e la Francia, che nelle prossime ore sarà riassorbita dalla vasta area depressionaria presente su Russia ed Europa orientale. Questo movimento creerà un debole peggioramento del tempo sulla Calabria da mercoledì sera. Le temperature in ogni caso tenderanno ancora ad aumentare prima di un abbassamento della giornata di giovedì, quando rientreranno nelle medie del periodo. Domani cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti su Cosentino, Crotonese e sui versanti tirrenici del Catanzarese e Vibonese. Possibilità in tarda serata anche di qualche isolato piovasco sui litorali e versanti tirrenici del Cosentino. Giornata ventosa per venti che nelle zone interne soffieranno prevalentemente da ovest, con intensità anche forte, in particolare su Piana di Sibari, Sila, Istmo dei Due Mari e Basso Crotonese, Serre Vibonesi e litorali ionici del Catanzarese e Reggino. Questi venti, scendendo dai monti verso i litorali ionici, tenderanno a comprimersi e a riscaldarsi notevolmente, provocando su tali litorali valori localmente prossimi ai 40 gradi, come nella zona di Cutro, Marchesato Crotonese e Pedemontane Ioniche Reggine. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente mossi, venti ovunque dai quadranti occidentali, moderati, forti in serata sul Golfo di Taranto e su Ionio Crotonese. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.